fumo di sigaretta, il fumo di tabacco rappresenta il principale fattore di rischio modificabile per l'insorgenza del tumore della vescica. Ha un peso non trascurabile, noi sappiamo che fino al 50% dei casi di tumore della vescica sono correlati al fumo e questo avviene per un meccanismo biologico che è quello della eliminazione di alcune sostanze cancerogene che sono incluse nel fumo, ad esempio le amine, che vengono eliminate per via urinaria. Venendo eliminate per via urinaria vengono a contatto con le pareti della vescica, irritano in qualche modo le pareti della vescica e danno origine al meccanismo di trasformazione neoplastica, di trasformazione cancerogena. Chi fuma ha un rischio tra 2 e 4 volte maggiore rispetto alla popolazione generale di avere una neoplasia della vescica, e questo ovviamente con tutte le conseguenze che questo può comportare. È assolutamente significativa la dismissione dell'abitudine al fumo per ridurre il rischio di neoplasia. Già qualche settimana dopo che uno smette di fumare inizia a vedere i primi benefici sul respiro, sull'attività fisica, sulla resistenza. Per la neoplasia della vescica, per i tumori in generale ci sono dei tempi più lunghi, noi sappiamo che ci vuole almeno 1 anno di sospensione dal fumo per ridurre significativamente il rischio, ma si può ridurre ed è una riduzione che ne vale la pena per la nostra sicurezza e per la nostra salute. È una cosa che deve essere fatta con sicurezza, una persona deve decidere di voler smettere di fumare e decidere di smettere anche dall'oggi al domani in qualche modo. Può non essere facile farlo da soli, esistono dei meccanismi per farsi aiutare, esistono meccanismi di supporto psicologico, esistono farmaci per poterlo fare, esistono anche dei centri e degli ambulatori antifumo, come quelli che abbiamo ad esempio anche presso l'Istituto Oncologico Veneto, che servono esattamente per questo motivo.